Amiche e amici, oggi quattro ciaccole con il mister Italian Bahia, Mauro Tavella. Buongiorno Mauro. Buongiorno a te, Mister Italian Bahia. Solito i il mister sono patron. quelli alti, belli, che fanno tutti, che si fanno vedere belli per televisione, che hanno il fisicone. Io ho la pancia. Non ti buttare giù così, Non dai. mi butto giù, sono orgoglioso del mio fisico io. Comunque, ascolta, tu sei un appassionato di motori, lo sappiamo, no? Principalmente sì. Quindi avrai senz'altro il piedino pesante. Volevo chiederti, ti hanno mai ritirato la patente? Magari nel trasferimento di un rally tra una tappa e l'altra? Allora, devo essere sincero, se mi domandi se mi abbiano mai ritirato la patente o meno, la risposta è sì. Era il 26 ottobre 1996 sull'autostrada Milano-Venezia. Ero una macchina, mi ha lanciato un come si chiama, un birillo, un cono, no, di quelli della segnaletica. Io ho rincorso questa macchina perché mi ha fatto un danno, no? Quindi ho chiamato subito la Polstrada e mi ha risposto quella di Verona Sud. Ho dato il numero di targa, la persona che guidava era un americano che aveva noleggiato una macchina, era una Lanciatema, scoperto che era una Lanciatema Ferrari, perché poi io ero con una Mercedes, ma lui poi è tirato via, e però avendo la targa siamo riusciti ad arrivare. E quando sono ad arrivare al proprietario, ed era una macchina dell'Avis, quando poi sono arrivato alla polizia stradale di Verona Sud, quando sono arrivato lì mi sono accorto che era lunedì. La mia patente all'epoca scadeva, adesso l'ho aggiornato col mio compleanno. Mi ricordo che riportava sempre la data dell'esame di guida, che era il 23 ottobre 86, e quindi era il 26 ottobre, e io dico, quando vado lì, porca miseria, non dirmi, gli do la patente, il tipo della polizia mi dice, preferisce che le facciamo la multa, le ritiriamo la patente, oppure denunciamo, e ritiriamo la patente e denunciamo il sinistro, oppure non ritiriamo la patente e il sinistro se lo paga. Gli ho chiesto quanto costa il ritiro patente. 120.000 lire costava. Mi ritiri la patente, gli ho detto allora, perché mi era più conveniente che mi ritirasse la patente, certo, anziché pagare, e dopo il danno mi è stato rimborsato dall'assicurazione. Senti, parliamo dell'Italian Bahia, che è l'oggetto all'ordine del giorno oggi, no? Intanto si dice, dove cade l'accento? Bahia o Baia? Come si dice? Baja. La J va pronunciata come in Spagna, Baja. Questa è se uno deve chiamarla correttamente, la Baja Italia, Italian Baja, come in Spagna. E il Baja, se non sbaglio, è una formula di gara, no? Sì, è una tipologia che abbiamo copiato dagli spagnoli, che a loro volta hanno copiato dai californiani, dove c'era la Bahia 1000 chilometri tutti tirati, ma parliamo di primi anni 80. Un'unica tappa, no? Esatto, un'unica prova speciale, 1000 chilometri, pronti via, il primo che taglia il traguardo ha vinto. Questo era l'inizio. Poi dopo piano piano si è evoluta, perché gare da 1000 chilometri non se ne facevano più, poi la Bahia era diventata Bahia 500, poi anche la Bahia Spagna da 800-900 chilometri, e tutti si sono avvicinati ai problemi italiani di arrivare a fare delle Bahia intorno ai 400-500 chilometri, 550 al massimo, perché sono molto impegnative. Ovviamente si parla di 500 chilometri di sterrato, comunque di campagna. Sterrato, campagna come dici te, ma anche Gretto del Fiume, Guadi, percorsi in montagna dove si può andare, parlo di Spagna, Grecia, Ungheria, quindi sono variegati i terreni su cui in Europa si fa una baia. Se parliamo a livello mondiale, quando andiamo in Medio Oriente o andiamo in Africa, lì ci sono sabbia, dune, sabbia, dune, sabbia, oasi. E noi abbiamo il nostro deserto bianco dei Magredi qui, no? Certo. Io credo che, insomma, come ti è venuta questa idea di portare il Baja qui da noi? Mi immagino che abbia contato anche il fatto che abbiamo questo tipo di ambiente, i Magredi. Sicuramente. Ora, sui Magredi ormai purtroppo è tanti anni che non ci andiamo, per questioni legate all'environmental, quindi all'ambiente legato ai siti di Natura 2000. È nato nei Magredi del Cellina Meduna, dove ci sono le aree militari tuttora utilizzate per attività a fuoco anche dell'esercito, anche della NATO. Il paradosso è che possono fare attività a fuoco e non possiamo fare noi la corsa di macchine, ma non importa, ormai è un tema discusso più volte, però è nato lì, diciamo, e se vogliamo, io mi ricordo esattamente il giorno che ho pensato l'Italian Bahia, come quando abbiamo figli, no? Tu pensi alle volte in cui con la tua compagna cerchi un figlio, come quando il figlio ti nasce, ecco, ricordo perfettamente
non parlo della mia famiglia, parlo momento del concepimento dell'Italian Bahia. Eravamo all'epoca, siamo nel 1990, eravamo io col mio amico Andrea Vignola, che tuttora è con noi nell'organizzazione, è il presidente dell'associazione, ma insieme a me c'era un soggetto che era in sedia a rotelle, che chi ha qualche capello grigio si ricorda ancora, correva in Formula 1, poi ha fatto un incidente a Long Beach nell'80 e rimase in sedia a rotelle, parlo di Clay Regazzoni. Con Clay, che si allenava qua a Pordenone con la macchina, un giorno mi disse, in realtà io ebbi un'imbeccata dal povero Giovanni Cassini, che lui un giorno mi disse, ma Tavella, visto che lei organizza gare così, nel 91, erano nel 90, chiedo scusa, perché non organizza una baia? E io gli risposi a Cassini, che cos'è una baia? E se io, che ho una storia di baia, faccio la domanda, che cos'è una baia, vuol dire che non ho in mente niente. E lui mi disse che è un percorso lungo, mi ha spiegato quella cosa che vi ho detto prima. E dico, così, sì, ma qua non ci sono 1000 chilometri, 600 chilometri. No, mi disse lui, però voi avete un circuito che potete ripetere più volte. E lì stoppò la mia bocca, nel senso che tapparmi la bocca non è semplice, e lì cominciai a pensare, e quando io comincio a pensare i miei collaboratori si preoccupano, scappano, perché dopo... Ho già capito che ognuno la chiama come meglio crede, perché Bahia, Baja, anche sì. Tu hai usato tre modi per me Baia. Per te Baia, ok. Io adesso non so più come mettermi perché siamo un po' scomodi. È scomodi i miei divani? No, perché non so come tenere il braccio, ma questo non è colpa tua, è colpa dei nostri potenti mezzi. Lo tengo io il microfono. Vabbè, ascolta, cosa devo dirti? La prossima edizione abbiamo già superato le 30, anzi siamo a 32. Quest'anno, 32esima edizione dal 3 al 5 luglio del 2025, si fa con doppia formula, quindi abbiamo sia campionato del mondo sia campionato europeo, quindi siamo al top delle validità, più di così con una baia non si può, pertanto cosa si può volere ancora? Se abbiamo campionato italiano, campionato europeo, campionato del mondo, campionato ungherese, manca il campionato, non so, ci metteremo anche con la cultura adesso. Ed è una tappa, no, della Coppa del Mondo, Coppa del Mondo di fuoristrada, Coppa del Mondo baia. Coppa del Mondo Baia, perché c'è la specialità Baia, ha una Coppa del Mondo per conto suo. Assolutamente sì, c'è la Coppa del Mondo Baia e sopra la Coppa del Mondo Baia c'è il Campionato del Mondo V2RC, che sono le gare quelle lunghe, tipo la Dakar, tipo la gara di Abu Dhabi, tipo il Marocco, gare di 6 giorni, 7 giorni, 15 giorni, cose improponibili in Europa, tranne che nella penisola iberica, dove lì ci sono distese. La mesetta spagnola. Sì, adesso non so, perché addirittura per poterla fare in Europa devono fare 2 stati, Spagna e Portogallo, quindi condividono col confine lì vicino a Portalegre, fanno questo percorso che è un po' in Spagna, un po' in Portogallo, ma in tutta la penisola iberica ci sono centinaia di chilometri, quindi si può fare tranquillamente un rally raid, così si chiamano, che hanno una lunghezza di 1000-1200 chilometri. Volendo potremmo farlo anche noi, devi fare una tappa qua, una in Ungheria, una in Polonia. Poi dopo chi è che organizza? Però i trasferimenti potrebbero essere difficili e impegnativi. No, non sono un problema. Poi potremmo fare le barzellette, perché c'è un italiano, un ungherese, un polacco, no? E così torniamo indietro con queste cose. È un po' complicato fare con 3 stati differenti. Il problema è che devi attraversare l'Austria, che non è molto propensa alle gare motoristiche, pur avendo, magari sai, in trasferimento puoi fare tutto perché usi l'autostrada, però insomma, è una cosa possibile, è una cosa a cui si può pensare, ma Tavella non vuole pensarci. No, sarebbe interessante però questa cosa transfrontaliera, quindi diciamo Friuli, Pusda ungherese? No, andiamo verso il lago Balaton, quella zona lì, e poi non sono pratico di quella parte della geografia europea. E poi la Polonia è enorme come bacino, quindi Polonia, già basterebbe Polonia-Ungheria, ma se ci sono di mezzo io sicuramente il Friuli ci deve essere, fuori discussione. Senti, tra l'altro Mauro Tavella detiene secondo me un record, perché scuola? No, un primato che secondo me a memoria sei l'unico pordenonese a aver ottenuto il tapiro di Striscia la Notizia. Sì. Che è lì?
tra l'altro, dopo lo mostriamo. E accadde quando e per quale motivo? C'è la foto lì, forse magari riusciamo a vederla. Sì, allora, mi dai questo microfono? Siamo nel 2011, credo, no? Mi pare. Aspetta, forse c'è la data sopra scritta. Sì, 2011. Era 2011, no? E Jimmy Ghione è un nostro amico, è un compagno. Ha corso da alcune volte qua da noi, sì, come con la moto, con la macchina. Una volta ha corso anche insieme a Valerio Staffelli, perché, se sono sincero, questo è il secondo tapiro, ma il primo me l'ha portato come amicizia quella volta, no? Nel 2001. Esatto, un regalo che mi hanno fatto Valerio e Jimmy. E poi nel 2011 invece è stata una sorpresa, perché durante la cena di gala dell'Italian Bahia, quindi con gli sponsor, col prefetto, con tutte le autorità di Punto in Bianco, si aprono le porte del ristorante moderno e vedo arrivare questa carovana di persone, vedi queste due belle ragazze, poi c'era Jimmy, poi c'erano due operatori televisivi e con la luce, no, tutto il casino, e io sono stato colto di sorpresa. Io pensavo che Jimmy venisse a cena alla cena dell'Italian Bahia, invece mi ha fatto sto scherzo, perché il tapiro che mi hanno consegnato quel giorno era pieno. Vedete che hanno tolto, aspetta, tieni il microfono che facciamo vedere agli amici. Allora, guarda cosa ci tocca fare, Luca. Vedi qua, aspetta che lo prendiamo. Perché si è rotto. Avevano fatto, vedi, questo, vedi che gli occhialini da piscina. Gli occhialini che erano messi qua al tapiro, no? Perché quell'anno cosa c'era? Quell'anno c'è stato in quell'organizzazione c'è stata una complicazione devastante per quanto riguarda le alluvioni, la presenza di acqua sul tagliamento, e ho dovuto rifare il percorso 3 volte. Una volta mi sono anche piantato su così di acqua, e il fatto che io mi fossi piantato con la macchina sul tagliamento, sul tagliamento o sul meduno, dove fosse non mi ricordo, aveva creato, mi hanno preso per il culo, per capirci, dai. E questo allora l'ha saputo anche lui, quindi scusa, perché tu eri in gara anche? No, io dovevo organizzare il tracciato, ma il problema qual era? Che tu andavi sul posto cioè c'era un'alluvione bestiale, abbiamo dovuto tagliare il 50% del percorso di gara, abbiamo dovuto rifare le autorizzazioni, che una volta la polizia stradale si è accollata l'onere di avvisare. Dopo aver fatto la commissione di vigilanza, ne hanno fatta un'altra rapidamente per autorizzare un nuovo percorso, fatto, attenzione, il martedì, e il giovedì iniziava la gara. Un mio dipendente è stato tutta la notte a fotocopiare i roadbook per i piloti. È stato devastante come impegno, no? Ma era stata una sfiga pazzesca, perché si è alzata l'acqua e tu non potevi fare la gara, e quindi quando c'è l'acqua le macchine si fermano, si pianta tutto. Siamo riusciti a farla, ma è stata una sfortuna pazzesca, e gratificata poi al venerdì sera con questo tapiro. Il sogno che ancora devi realizzare come appassionato di motori e come organizzatore del Bahia, cosa potrebbe diventare, più che nelle tue ambizioni, proprio nei tuoi sogni? Adesso possiamo anche divagare con la fantasia. Cosa ti piacerebbe che diventasse questo Bahia nel futuro? Se poi diciamo, il sogno è questo: hai risorse illimitate. Ok, hai uno sponsor che si innamora, uno sponsor di quelli potenti, pesanti, che si innamora di questa manifestazione e ti appoggia lì, anzi ti dà un assegno in bianco per poter fare quello che vuoi. Si chiama utopia questa, no sogno. Utopia. L'utopia qual è? Che un domani la federazione decidesse di allargare e fare di allargare il campionato del mondo anche alle Bahia, quindi che una Bahia diventasse valida per il campionato del mondo, e tutto l'entourage che vediamo alla Dakar vederlo sul territorio nostro, cioè in provincia di Pordenone. Non ci sono ancora le province, ma torneranno, ok? E che Pordenone, non soltanto per la cultura, ma anche per il motorsport, sia una sorta di capitale. Siamo già a livello motoristico, siamo già una provincia molto alta, perché tra le gare che facciamo noi e tra i rally e i piloti comunque che sono la storia, ok? Perché non dimentichiamo che abbiamo avuto il navigatore famosissimo, pace l'anima sua, 20 anni fa è mancato. Parlo di Maurizio Perissinot, parlo di un altro pilota che è con noi ancora, Andrea Zanussi. Quindi abbiamo piloti di altissimo, tanto passerà qua più tardi, no? Sì, a che ora? No, è più tardi stasera. Non dico cosa viene a fare Andrea, no? Ma comunque lui è un amico, ok, che è coinvolto anche nell'Artugna Race. Lo
lo stiamo portando di nuovo a correre in macchina, perché è dimagrito tanto, quindi è tornato... Addirittura. Sì, Io è da quest'estate che non è dimagrito ancora, è diventato una silhouette. È diventato una silhouette, no? E gli vogliamo bene. È tornato il Tomberde Femme che era quando correva. Non ha più 30 anni o 25, neanche lui. E quindi sì, insomma, Andrea è un amico. Ecco, e sì, siamo arrivati a parlare di Andrea per portare, insomma, a far sì che Pordenone... della Dakar. Ecco, quindi un pezzo Andrea ha fatto la Dakar, Andrea ha vinto anche delle tappe della Dakar, sì. Quindi l'unico della provincia di Pordenone, forse l'unico italiano, penso di aver vinto sulle auto, no? Poi con le moto abbiamo Eddie Orioli che è numero 1, sempre però Friuli Venezia Giulia, amici, sempre Friuli Venezia Giulia, non dimentichiamoci questo. Quindi però Pordenone a livello di organizzazione di competizioni siamo con una percentuale molto alta, perché Rally Piancavallo adesso è tornato già nella Serie B, diciamo, del calcio, paragonato al calcio, Serie B dei campionati italiani di rally, quindi andare in Serie A è molto più complicato rispetto a una volta, però comunque siamo già soddisfatti. Con l'Italian Bahia siamo al massimo di dove si possa arrivare, quindi in termini di titolazioni gli organizzatori della provincia di Pordenone si affermano molto bene in Italia. Parlo da fiduciario provinciale della mia federazione. No, quindi tornando al sogno, avere un pezzo di Parigi-Dakar qui da noi, insomma, con i piloti, con i protagonisti che di solito gareggiano alla Dakar, fare le case costruttrici, una Palse Dandolo. Ecco. Palse, visto che usi le stesse usare le stesse iniziali. Parigi-Dakar PD, però ti colleghi agli amici della sinistra, no? Che quindi non vedono di bellissimo occhio i motori. Detto ciò, comunque non è che siamo tanto distanti, cioè noi siamo, paragonandoci sempre al calcio, noi siamo nella serie A2 a livello mondiale del motorsport di questa specialità, cioè le case qua verranno, i piloti top verranno, cioè questo qui che è quello che vedi, questo signore qui si chiama Yazid Al-Raji, lui ha vinto 4 Italian Bahia, quest'anno Yazid ha vinto la Dakar. Questi signori qua, credo che sia così dal nome, credo che sia uno che due spicci ce li ha, insomma, no? No, lui sembra soltanto una banca in Saudi Arabia, ok? In Arabia Saudita. Questo quel signore che noleggia le macchine a questo signore, questo gli dà carico, le sue macchine ne ha vinte penso una quindicina, parlo della Toyota Overdrive, questo qua è il signore azionista di riferimento della BMW, quindi le Mini, quindi qua hai Toyota e Mini e sono a Pordenone. Va bene, dai, allora rinnoviamo l'appuntamento per luglio. 3-5 luglio 2025. Ma dove si correrà stavolta? Ritorniamo in Fiera Pordenone. Il quartier generale della Fiera. Il quartier generale è in Fiera La Pordenone. gara avrà una tappa in Friuli e una tappa, in provincia di Pordenone e una tappa in provincia di Udine. Ah, ma si corre dove? Su Greti di Torrenti? Di Cadalaghe, come direbbero gli amici. Sul tagliamento, quindi. Tagliamento e zone limitrofe. Usciamo anche dal Greto del Fiume. In zona Udine si fa un percorso nuovo, quindi totalmente nuovo, circa una cinquantina di chilometri, e verrà anche testato fra 2 mesi. No? Anche perché insomma adesso bisogna dargli qualcosa anche agli udinesi, no? Dopo che abbiamo vinto la capitale italiana della cultura, no? Se no ci odiano ancora di più dopo. Questo campanilismo io l'ho sempre detestato. Con gli amici di Udine che organizzano la gara del Baia dello Stella, ogni volta che ci riuniamo dobbiamo sempre capire dove ci riuniamo, di qua o di là. Adesso non sono friulano, quindi non conosco bene come si pronuncia, però di qua o di là da Laghe, no? Allora diciamo sempre che si fa di qua da Laghe, no? Però loro restano di là e noi restiamo di qua, perché non si sa quale sia il punto di riferimento, se comanda Pordenone o se comanda Udine, quindi giochiamo sempre sotto questo aspetto, ma quando c'è da metterci insieme noi siamo una squadra unica con loro. Bene, ringraziamo Mauro Tavella qui dal quartier generale dell'Italian Bahia, e amici delle Ciacole, anche per oggi è tutto. Ciao.